Nel ringraziarti, volevo ringraziare l'associazione che ci rappresenti e diciamo non abbiamo nominato, noi oggi siamo qua forse era un po' una moda perché abbiamo fatto davvero uno svolto interno, diciamo come fossero gli amici che parlano e non abbiamo fatto tutte le presentazioni iniziali perché volevamo fare spazio alle persone, perché l'arte e comunque tutto ciò che fa parte dell'arte 360 sono le persone che fanno la differenza. Noi oggi per questa mostra abbiamo voluto far uscire del comune di Spoleto l'assessore alla cultura, della biblioteca comunale che ci ha ispirato e della regione della provincia scusate di Perugia con il vicepresidente Rossi, scusa che non può essere presente per conto degli impegni familiari e professionali. Quindi ho fatto questa presentazione diciamo a termine perché questa diciamo, mostra è importante, però non volevamo dare così iniziale, ma volevamo che le persone che fanno parte, che abbiamo oggi ascoltato, facessero la differenza. Siamo stati oggi su Art Tribune, siamo stati comunicati a livello nazionale per l'evento di grande importanza. E con questo io volevo passare alla mia strategione che tra un po' ci vuole conclusioni della giornata insieme a una vigilanza di tempo. Ve lo dovete, grazie. Io non ho preparato un discorso, però ho riflettuto molto sulle parole di Riccardo, sulle vostre parole, perché ha sede di pace, perché ha sede di pensiero, quanti pensieri quando siamo soli a dirigere, quanti, una marea, e sono tutti ricordi pensieri forti che tornano. Io ricordo un po' le mie origini, provengo da una famiglia povera, e quindi so che significa. Spesso, quando ero piccolo, mi ricordo che rimanevano al buio e accendevamo le candele. E anche adesso, ogni tanto io vivo con le candele. È importante essere da soli, è importante riscoprire proprio la propria anima, guardarsi dentro, per tornare agli altri, la propria arte, quello che si prova, portarlo sulle tele, farle vivere, far vivere quei personaggi che ascoltavo da bambino, quei vecchi che mi portano in queste tele bianche, ma anche sulle opere di arte sacra, per magia diventano santi o altro, e quindi è proprio quello che questo è molto importante, dare questa, riscoprire se stessi nel silenzio, ascoltare sicuramente questi pensieri. Trovare questa pace interiore che è così difficile. Oggi noi siamo presi siamo dentro un meccanismo di vita che non ci concede